Con la visita di buon mattino al comune di Porto Empedocle si è conclusa la 2 giorni del ministro Toninelli ad Agrigento, un giro iniziato ieri con il sopralluogo al cantiere Mera per visionare il viadotto, quindi quello della strada statale 640 Agrigento-Caltanissetta, in località Ponte San Giuliano, la galleria che attraversa la città di Caltanissetta, quindi la visita al viadotto Morandi di Agrigento. Il ministro poi si è incontrato in prefettura con i sindaci della provincia, ad accoglierlo il prefetto Dario Caputo e il sindaco della città Lillo Firetto. Toninelli nella sua relazione ai sindaci era accompagnato dall'ingegnere Calogero Foti, direttore della protezione civile, e dall'ingegnere Nicola Montesano dell'ANAS. Tante le istanze arrivate dal territorio da parte dei sindaci che hanno evidenziato le carenze di una viabilità messa in ginocchio recentemente anche dalle abbondanti piogge dello scorso 3 novembre. Il ministro ha ascoltato e detto che tale visita è ricognitiva per meglio poi affrontare l'emergenza e dare risposte concrete. Quello che è emerso è la volontà di dare all'ANAS la gestione delle strade provinciali e di sollecitarla di interventi più risolutivi e veloci. Una visita qui a Porto Empedocle, tra l'altro un comune amministrato da Ida Carmina di 5 Stelle. Ecco, in sintesi le ha fatto un po' il quadro della situazione di Porto Empedocle, la città di Montalbano, una città però che meriterebbe tanto, ha detto il sindaco, un diamante sporco. Esatto, penso che sia proprio il simbolo giusto per questa splendida città, però mi dà tanta fiducia il fatto di vederti ad amministrare e governare una città che ha una potenzialità di crescita straordinaria. Mi rendo conto ovviamente che hai un'eredità, anche te come io ho un'eredità all'interno del mio ministero, purtroppo piena di difficoltà e di una cattiva gestione precedente, però ci rimbocchiamo le mani che siamo arrivati qua apposta e penso che ci possa essere una prospettiva di crescita notevole. L'onestà è un presupposto, oltre alla competenza, per rimettere in piedi un sistema che purtroppo era in ginocchio. Arriveranno questi soldi per la viabilità dell'Agrigentino? Si fa già lei un'idea? Oggi continuerà con Vicari, incontrerà il Presidente della Regione? Ma io penso, anzi io dico che è una priorità la Sicilia, perché avere migliaia di strade dissestate significa che non si può sviluppare l'economia, ma non si può sviluppare la vita normale dei cittadini siciliani. Quindi io quando incontrerò oggi il Presidente Musumeci gli dirò: ha di fronte un ministro che è disposto, ma anche insieme a lei, non voglio mettere cappelli sopra nulla, a condividere una responsabilità che è la gestione delle strade provinciali. Facciamo tornare ad ANAS alcune migliaia di chilometri più dissestati e mi creda, in un momento difficile come questo, anche da un punto di vista del bilancio economico, con la trattativa con l'Unione Europea, prendersi ulteriori oneri è una responsabilità, ma che non posso evitare, non posso che prendermi. Io penso e spero che il Presidente sia d'accordo e ragioniamo magari insieme anche di un commissario straordinario in modo tale da velocizzare la progettualità, perché un po' di soldi ci sono, e anche gli investimenti, maggiori investimenti per mettere le infrastrutture siciliane finalmente a livelli di dignità. Ma oggi ricognizione, speriamo di vederla presto con buoni propositi e tante risorse, insomma. Allora, io non sono abituato a fare promesse perché non sono capace caratterialmente. Tornerò o entro fine anno o all'inizio dell'anno a visitare la parte orientale della Sicilia. È fondamentale però che io veda con i miei occhi, perché poi posso portare in un Consiglio dei Ministri le vere necessità che hanno i cittadini e le vere necessità che ha una regione come questa. Non faccio promesse, ma posso semplicemente dire che finalmente lo Stato torna ad interessarsi seriamente e concretamente della Sicilia. Tutto quello che possiamo fare lo faremo. Occuperà anche dei porti, Ministro? Sì, come sapranno nel decreto fiscale abbiamo già inserito la nuova autorità di sistema portuale dello Stretto. È una delle prime richieste che ho ricevuto insediandomi a giugno e l'abbiamo già esaudita, e penso che sia un segno di concretezza e una cosa molto positiva per i siciliani, non solo per i messinesi. Noi non possiamo che essere felici di questa grande attenzione che ci viene dedicata dal Governo del Cambiamento e da Danilo, il nostro Ministro, e davvero riponiamo, io non dico speranza, dico certezza in questo Governo del Cambiamento, che già il fatto che il Ministro faccia il giro concreto di tutte le situazioni, di tutti i cantieri eccetera, per rendersi conto, è significativo di una volontà vera di realizzazione, perché per la Sicilia è soprattutto importante recuperare il gap infrastrutturale, e il recupero del gap infrastrutturale porrà rimedio anche a tante situazioni di disoccupazione, perché secondo il modello keynesiano noi sappiamo che un euro speso in opere pubbliche ha una ricaduta in termini di positività dal punto di vista economico della domanda aggregata della Regione Sicilia, che sarà enorme. E visto che c'è il porto di Porto Empedocle, non lo dimentichiamo. E visto che poi stavo dicendo proprio questo, e visto che Porto Empedocle non solo ha questa necessità, ma è il volano di sviluppo tramite il suo porto, io penso di tutta la Sicilia sud-occidentale, potrebbe essere davvero una potenzialità enorme per Porto Empedocle, per Agrigento e la Sicilia.